Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Che bello ritrovarsi, ricominciare un'altra edizione. Ne sono passate già 20, ma ogni anno, ogni volta c'è sempre la stessa, la stessa voglia di raccontare suoni, danze popolari della nostra isola, ma anche del mondo, visto che insomma il nostro festival è arrivato alla 20ª edizione, l'International Folk Fest, quindi ci porta davvero un po' in giro per il mondo, e in questi 20 anni devo dire abbiamo avuto occasione di trovare il piacere di ascoltare delle sonorità provenienti anche da luoghi lontani e incontrare abiti della tradizione, vedere le danze popolari, la festa dei popoli su questo palcoscenico e nei luoghi che in questi 20 anni insomma sono stati organizzati e distribuiti nella città di Sesto. Grazie a tutti voi intanto, perché questa prima giornata ha un significato molto molto importante, perché comincia a entrare dentro la pratica del festival, mettendo in luce però una parte che spesso viene trascurata ma è fondamentale, l'ossatura vera e propria, lo scheletro, la colonna sonora di tutte le esibizioni, cioè la musica. E quindi stasera noi andremo ad ascoltare, vedere con attenzione gli strumenti musicali, le varie tecniche di utilizzo, gli strumenti appunto che arrivano da luoghi lontani, e domani questi suoni si uniranno anche alle danze per creare insomma quel piacevole momento festoso di suoni e di danze del mondo. Ma stasera ci concentreremo insomma soprattutto sull'aspetto strumentale e canoro, quindi faremo questo piacevole viaggio con questi ritmi e tempi. Voglio ringraziare intanto a nome di tutta la famiglia dei Nuraghi di Sesto, che ormai insomma è una famiglia che è quasi arrivata a 60 anni di età, 59 per la precisione, e loro che sono sempre più uniti e appassionati vogliono ringraziare l'amministrazione comunale di Sesto, poi avremo occasione insomma di incontrare anche l'assessore Taccori sul palco, la regione autonoma della Sardegna che sostiene questo evento, e la presidenza del consiglio regionale, gli sponsor che avremo occasione insomma di ringraziare uno per uno, tutta la popolazione e naturalmente la Pro Loco, perché è sempre vicina non soltanto ai Nuraghi ma a tutte le manifestazioni che si svolgono qui in città. Quindi grazie infinite a Mario e a tutti i soci della Pro Loco. Ecco, questo piccolo cerimoniale serviva per cominciare a introdurci nel contesto di questa 20ª edizione, che sarà appunto tutta dedicata, come ho detto, ai suoni e ai canti, e domani anche alle danze. Quindi anche per quanto riguarda Sesto avremo modo di incontrare la parte della famiglia che si occupa solo di canti e non di danze popolari. Ma prima vorrei, per aprire ufficialmente insomma questa edizione, invitare Pierpaolo Angioni, qualità anche di presidente e portavoce di tutto il sodalizio, di tutta l'organizzazione Nuraghi. Quindi ecco, se avete un applauso bello fatelo, perché con Pierpaolo salutiamo tutti i componenti, l'associazione Nuraghi. Siamo arrivati all'edizione numero 20, quasi 60 anni di vita, tanto entusiasmo e ancora una volta l'idea di mettere in luce suoni e canti, e poi domani aprirsi anche alle danze popolari come vuole la tradizione dell'International Folk Fest. Esatto, è proprio questo, che mettere in risalto le persone che normalmente sono dietro i ballerini, e li mettiamo in risalto con questa prima serata, i musicisti. È una categoria preziosa per il ballerino, è preziosa per noi che facciamo questo tipo, è preziosa anche per gli altri, per loro, per gli altri componenti dei gruppi internazionali. Però quello che vogliamo dire è questo: noi siamo qui alla 20ª edizione del festival, e contiamo, speriamo di poterla fare ancora per tanto tempo. È una cosa bellissima perché unisce le persone. Qualcuno magari si lamenta perché magari si sentono troppi rumori dalla location dove i gruppi sono ospitati, ma è mettere 100 persone, 100 ragazzi
assieme e pretendere che questi facciano silenzio è come dire censurarli. E questo è che volevo dire. Abbiate pazienza per i 10 giorni di permanenza, il 5 non sentirete più niente. In ogni caso, buon divertimento, questa è la prima serata, buon divertimento, passatela bene come spero la passiamo noi, perché ci godremo il festival. Grazie ancora ragazzi, siete voi. Grazie. Siete voi i protagonisti, quelli che vengono a guardarlo il festival. Grazie Pierpaolo, hai fatto bene a segnare questo aspetto dei gruppi, delle 100 e passa persone che sono ospiti di Sesto, perché veramente vivono un'esperienza immersiva in una località che magari ovviamente avevano solo sentito nominare, e quindi è bello che insomma vivano attivamente all'interno della nostra comunità e che si divertano, perché insomma l'anima dei musicisti e dei danzatori è quella, insomma, di fare festa, di creare amicizia, di creare relazioni, e quindi questo si fa ovviamente all'insegna dei suoni, dei canti, delle danze, di tutto quello che è insomma il patrimonio di ciascuno. E adesso, a proposito di canti, invitiamo sul palco proprio tutto il coro, la parte corale dei Nuraghi. Eccoli qua. Sono molto contento che abbiano deciso di aprire questa giornata anche col canto. Saranno guidati da Renato sia con la chitarra ma anche con la direzione più in generale, per interpretare due canti che saranno insomma praticamente legati insieme, alcuni muttetus all'aire dell'ara, anche per significare insomma la leggerezza dei canti, quella struttura musicale dove all'interno si possono inserire tutta una serie di elementi poetici, e poi concludere ancora una canzone a Miella Campidanese, quindi una classica struttura musicale dove all'interno ci sono spesso degli inni alla bellezza, alla località di provenienza, insomma dove si raccontano attraverso il canto le cose belle della propria comunità. E cominciamo così, con le cose belle della nostra comunità, con il gruppo, il coro, meglio, coro a voci dispari, insomma coro maschile e femminile dell'associazione I Nuraghi, per iniziare questa 20ª edizione. Evviva! La 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 la.
Sì, volevo farvi fare un applauso più lungo, quindi ho aspettato un pochino insomma, per farvi godere questo ringraziamento da parte di tutto il pubblico, quindi grazie infinite a voi per questa parte. Domani ci vedremo invece con le danze, per cui grazie ancora. L'applauso, se ce l'avete, ancora un altro per dire grazie non solo per i canti, ma veramente per tutto quello che fanno nella comunità di Sestu, per il loro impegno, per questa bellezza che esprimono nella tradizione. Grazie infinite a tutti voi. Grazie, accomodatevi pure. Così diamo il tempo di fare anche un cambio di scena dal punto di vista tecnico, e per questo voglio ringraziare tutta la squadra con Giacomo Iachedu che guida con Musiche Live l'aspetto legato ai suoni. Caro Giacomo, adesso prepareremo insomma il quadro piuttosto numeroso di una formazione che stasera ci porta, appunto, come abbiamo anticipato, nella parte strumentale, ma è particolarmente interessante e accattivante anche perché avremo occasione insomma di ascoltare tutta quella serie di ritmiche così complesse della musica dei Balcani. Ma è interessante il discorso legato proprio alla Serbia come patrimonio culturale, sia musicale ma anche dell'aspetto etnografico per quanto riguarda gli abiti di questa regione dell'Europa, della regione del sud-est dell'Europa. È interessante anche il lavoro all'interno di questa associazione, il Centro di Tradizioni Popolari, che si chiama Coreni, che è bello perché vuol dire radici, e infatti in fondo proprio il loro lavoro è quello di andare alla ricerca, alla valorizzazione insomma di quegli aspetti che hanno segnato l'attività musicale della loro nazione, considerando proprio anche tutti i flussi dei popoli, tutto quello che la storia ci ha insegnato a conoscere insomma in questo angolo dell'Europa. E loro in questa associazione ci sono più di 200 iscritti, è una sorta proprio di accademia, di scuola dove si insegnano i primi movimenti relativi alla musica e alla danza popolare. Quindi credo che abbia un ruolo molto molto importante questo gruppo, che arriva appunto dalla zona della est della Serbia, la città di Zaječar, questo luogo che ha appunto fatto nascere anche questa associazione culturale. Con il discorso delle danze noi andremo subito e vedremo quanto sarà interessante il ritmo così particolare, dispari dei suoni dell'area dei Balcani, ritmi veloci, armonie che ci portano immediatamente a ballare, anche se in realtà stiamo comodamente seduti ad ascoltare il concerto. Ma ci sono anche delle parti, come vedremo, che sono anche più cadenzate, hanno sempre questo ritmo musicale particolare che caratterizza la musica dei Balcani, ma hanno anche delle cadenze ritmiche più lente, più melodiose e sentimentali. Quindi un patrimonio musicale che ha, come dire, contribuito alla diffusione di quella che oggi noi chiamiamo la world music. La formazione strumentale è particolarmente interessante, anche perché ci sono alcuni strumenti come caval o il frula, che è il flauto dritto, che è uno degli strumenti tipici della musica serba e della musica balcanica più in generale. Poi naturalmente a questo si aggiungono insomma contrabbasso, chitarra e l'accordeon. Nella prima parte, perché sarà divisa insomma in due blocchi anzi in tre blocchi ben precisi, la prima parte ci porta a quelle influenze della zona dell'est della Serbia, quindi a ridosso con l'area della Bulgaria, della Romania, si sentono proprio queste chiare influenze di questa natura. E poi a seguire invece avremo proprio un gruppo di giovani donne, quindi un gruppo di voci femminili a cappella, quindi senza l'accompagnamento musicale, che ci porteranno ad ascoltare tutta una serie di canti che sono canti di buon auspicio, della primavera, canti della festa, e poi chiudono con una parte vocale e strumentale che ci porta alle canzoni di vita popolare. Insomma, un bellissimo quadro quello della Serbia, e noi con piacere ascoltiamo il gruppo strumentale stasera, Coreni, Radici della Serbia.
Che bello, continuate pure con gli applausi per i musicisti, per le ragazze. Bello anche come utilizzano le tecniche di utilizzo dello strumento, il contrabbasso utilizzato di lato rispetto invece ai musicisti jazz o della musica colta, della musica popolare, hanno proprio un'intenzione differente ed era molto bello vederli e ascoltarli stasera. Quindi complimenti, diciamo che come prima presentazione mi pare insomma sia un livello molto alto dal punto di vista proprio artistico, e domani insomma avremo occasione di vedere trasformate queste sonorità anche nella interpretazione del ballo stesso. Adesso ci spostiamo da tutt'altra parte, andiamo proprio nell'estremo sud-ovest del continente americano, andiamo in Cile, un luogo particolarmente suggestivo e affascinante perché ci porta dall'Oceano Pacifico fino alla Cordigliera delle Ande, con tutta una serie di isole che fanno parte del proprio territorio, che esprimono veramente una grande potenza culturale, grandi varietà sia dal punto di vista degli idiomi linguistici che ovviamente del usi, costumi locali e naturalmente sonorità, canti e danze popolari. Sarà interessante il viaggio che ci fa fare questa accademia che dal 2013 praticamente porta avanti un progetto intanto di coinvolgimento dai bambini fino agli adulti in questo contesto dove si sperimentano ovviamente, partendo dai ritmi della tradizione, suoni, canti e danze popolari che diventano anche importanti coreografie, e poi naturalmente un importante repertorio anche nella musica popolare. Loro partono proprio dalla musica popolare per creare tutta una serie di rielaborazioni anche più contemporanee. La formazione musicale, che come vediamo è molto particolarmente nutrita, c'è tutta la parte percussiva, compreso il cajon che dal Perù insomma si diffonde in tutto il territorio sudamericano, e poi naturalmente altri strumenti come l'ukulele, la quena che è il flauto tipico, la zampogna, drudruca che è una sorta di utilizzo di un corno, di uno strumento naturale che diventa elemento sonoro. E quindi con il gruppo del Cile, che tra l'altro assume nel nome una sorta di acronimo perché si chiama ProArci, che in realtà significa proiezione artistica del Cile, e quindi questo la dice lunga insomma su quello che è l'attività artistica di questo ensemble musicale, che ci porta insomma sia alle sonorità più tradizionali, partendo proprio dalle cultura aymara, quella andina, fino ad arrivare insomma anche a Rapa Nui, l'isola di Pasqua, che è stata resa celebre anche dall'industria cinematografica mondiale, che insomma ha messo in luce questo luogo incantevole dell'isola di Pasqua con Rapa Nui, che ha diffuso insomma nel mondo questo tipo di cultura. Particolarmente interessante le musiche che ci riportano intanto anche alla nuova canzone cilena, partendo proprio dal lavoro che è stato fatto dalla grande Violeta Parra, insomma, ma certo pensiamo anche al lavoro che ha fatto soprattutto a partire dagli anni 73, dopo come dire, il golpe di Pinochet. Gli Inti-Illimani, che erano proprio in Italia, hanno diffuso nel nostro paese, nel continente europeo, la loro musica della nuova canzone cilena, ma anche il lavoro di Víctor Jara, insomma tanta musica nel mondo cileno e tanta anche rielaborazione, ma una come dire, punto fisso importante è quello appunto che dalla variante linguistica degli Aymara fino alla canzone andina. Se consideriamo insomma che la cultura musicale cilena ha evidentemente radici molto, molto antiche, partendo proprio dagli indios locali, ma poi c'è stata questa importante evoluzione europea con l'arrivo dei gesuiti, e poi ancora naturalmente a partire dai primi anni dell'Ottocento con le prime formazioni classiche degli ensemble che a Santiago e poi da lì in tutto il territorio cileno hanno cominciato a diffondere attraverso le filarmoniche tutta una cultura musicale classica, per poi arrivare, come detto,
rispetto alla rielaborazione della nuova canzone cilena. Ci porteranno sia nella cultura aymara, perché vivremo diversi stili musicali con le varie canzoni, poi ancora, ripeto, la canzone dell'isola di Pasqua, quindi tutta quella cultura di Rapa Nui, e poi concluderanno con un omaggio doveroso proprio alla grande Violetta Parra, con uno dei brani indimenticabili e memorabili che sono stati diffusi in tutto il mondo. Credo che sia tutto pronto. Se mi fate un cenno, Gianlu, mi fai sapere se è tutto ok. Allora, per ascoltare la nostra formazione della proiezione artistica del Cile, manca soltanto il vostro applauso. Noches que lloro por los caminos, 5 cartas escritas se llevó el viento, 5 pañuelos negros son los testigos de los 5 dolores que llevo dentro. Paloma ausente, mirando el cielo, con un solo deseo en el pensamiento, que no dejen herida mi palomita, la que viene fundida a los elementos. Paloma ausente, paloma ausente, paloma ausente. Los trigos se acuestan en ese barrial, los indios resuelven después de llorar, hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Camina la machi para el guillatún, chaval y rebozo, trailumbo y cultrún. Y hasta los enfermos de su machitún se alargan las filas de aquel guillatún, de aquel guillatún, de aquel guillatún. La lluvia que cae y vuelve a caer, los indios la miran sin hallar qué hacer, se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque las cosechas se van a perder, se van a perder, se van a perder. Grazie, grazie, grazie. Cuando
fui para la pampa, llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, le dije mejor habita en su concha el caracol, cual la sombra de las leyes, el refinado ladrón. Y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón, cada una con su balde y su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su sudor, y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color con que pinta la noticia cuando el pobre diseñor, abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón, y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Miro al mar con la luz.
Tria, ha, tria, ha, tria, ha. Mira, Perú, y te doy todo mi ser y voz. Y creo que mi canto es solo amor por ti. Repítote lugar, en mis sueños estás tú. Viajo en la noche tibia hacia tu cielo azul. Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo. Recibe tu esta ofrenda, es solo amor por ti. Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo. Recibe tu esta ofrenda, es solo amor por ti. Emana, Rapa Nui, Angaraya, Rapa Nui, contenta estoy cantando y desde aquí te bailo. Recibe tu esta ofrenda, es solo amor por ti. Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo. Recibe tu esta ofrenda, es solo amor por ti. Tria, ha, tria, ha. Esa palmita con gol. ¡Que viva Chile! Si andas buscando un lugar que a tu vida le dé calma, si es momento de parar para refrescar el alma, yo te invito a viajar donde casi acaba el mundo, donde el aire aún es puro y el cielo sigue limpio, donde el aire aún es puro y el cielo sigue limpio. Tierra donde encontrarás al arriero cabalgando y en su rancho su mujer un sueño estará hilando. El cóndor y el huemul acompañarán tu viaje y verás como el yandú forma parte del paisaje. Y verás como el yandú forma parte del paisaje. Si las penas te agobian, ven a la Patagonia. Si por un amor tú lloras, ven a la Patagonia. Tierra llena de color, que resuena libertad. Ven a la Patagonia, donde aún reina la paz. Y ven a la Patagonia, paisano. Verdes, verdes, pampa y mar, hallarás en tu camino un buen mate para tomar y una copa de vino. No te preocupes el clima, que el problema nunca fue, porque el frío aquí se pasa bailando el chamamé, porque el frío aquí se pasa bailando el chamamé. Si las penas te agobian, ven a la Patagonia. Si por un amor tú lloras, ven a la Patagonia. Tierra llena de color, que respira libertad. Ven a la Patagonia, donde aún reina la paz. Si las penas te agobian, ven a la Patagonia. Si por un amor tú lloras, ven a la Patagonia. Tierra llena de color, que respira libertad. Ven a la Patagonia, donde aún reina la paz.
E questa era la proposta della formazione strumentale di oggi del Cile, una formazione che abbiamo avuto occasione di ritrovare con molto piacere, devo dire. Adesso, come dire, approdiamo in Sardegna, nel senso che avremo a che fare con una formazione in trio che in realtà è proprio l'unione di due come dire, formazioni stabili che spesso oramai si ritrovano per ampliare il repertorio, per ampliare le proposte sonore. Si parte dal duo Fantafolk, che tutti coloro che insomma amano la musica popolare sarda conoscono bene, anche perché partono proprio da quella che è la tradizione. Ciascuno dei due musicisti viene come dire, a portare questo ricco bagaglio di esperienze. Uno, Vanni Masala, con l'organetto diatonico, che per tradizione è familiare, questo strumento musicale come dire, è stato proposto nella sua famiglia e lui lo ha ereditato e come dire, utilizzato sia nell'ambito tradizionale, in quello che è tutto il repertorio delle danze popolari, ma poi anche in una chiave che ha un respiro più ampio, uno sguardo lontano, oltre ai come dire, confini della musica popolare sarda, per mescolarsi nelle rielaborazioni che hanno un sapore più ampio e più mediterraneo. Stesso discorso lo possiamo fare anche per le Launeddas di Andrea Pisu, che era considerato fra gli enfant prodigi, perché lui ha iniziato giovanissimo a suonare le Launeddas e ha consolidato insomma evidentemente il suo grande talento. È lo stesso percorso, cioè lui mantiene questo doppio registro dell'attaccamento forte alla musica tradizionale per tutti i repertori per Launeddas, ma poi evidentemente con il discorso Fantafolk il respiro si allarga e le sonorità insomma cominciano a diventare ampie, addirittura dal Mediterraneo, anche con uno sguardo verso l'Europa e anche le musiche del mondo, e insieme hanno formato Fantafolk, che è un consolidato che ci porta anche nel mondo a rappresentare, specie negli istituti italiani di cultura del mondo, anche grazie a questa collaborazione con la Fondazione Maria Carta, che è cominciata assegnandogli il premio Maria Carta per poi utilizzarli come messaggeri musicali nel mondo, e lì anche tutta la discografia, da Fantafolk a Frillo, insomma un grande lavoro. Mi piace molto questo incontro in trio, perché poi al duo strumentale si aggiunge una voce molto interessante, intanto perché ha una formazione jazz e quindi già questo territorio musicale ci porta insomma all'improvvisazione, alla dilatazione delle voci, alla sperimentazione, e quindi molto bene questo intreccio con la formazione dei Fantafolk. E devo dire che Valeria Carboni, cagliaritana ma musicista europea, perché lei ha vissuto molto a Londra, come dire, nel Regno Unito, e lì ha evidentemente come dire, avuto diverse esperienze con varie formazioni, e questa esperienza, questo bagaglio lo ha riportato anche qui in Sardegna, perché ha diverse collaborazioni nell'ambito del jazz. Ma una delle cose molto belle è che proprio stando fuori dall'isola ha sentito insomma questa nostalgia per i canti della nostra tradizione, e da allora si è avvicinato con uno sguardo, con una intenzione, con una passione diversa, e insieme al gruppo, al duo Fantafolk, hanno creato insomma tutto un repertorio particolarmente interessante, che pensate viaggia dall'inno del Subatriotto Sarda Sos Feudatarios, cioè l'inno ufficiale della Sardegna, procurare e moderare, espresso però proprio come vuole il loro intento mondiale, in varie lingue, partendo dal sardo, ma anche alcune strofe delle 47 che compongono il poema in diverse varianti linguistiche. Poi c'è un omaggio a Maria Carta che non poteva mancare, con Chelu e Mari, molti di voi se la ricorderanno, e poi una canzone a Bogheballu, anche se racconta di una storia impegnativa come quella lettera a Nanni Sulis che il poeta Peppino Mereu scrisse, che poi è diventato Nannè Dumeu, per poi chiudere il quadro con un passaggio nel duo Fantafolk, con una rielaborazione insomma dei loro suoni, per cui il duo che diventa trio Fantafolk, ossia Vanni Masala, Andrea Pisu e la voce molto bella di Valeria Carboni. Buonasera a tutti.
Grazie. Cielo e mare. Grazie. E questa la conoscete. Cai, a trigo terra non torna mai. Temos um tempo
Grazie. La world music del duo Fantafolk e Valeria Carboni, vieni. Oh, bene, bene, bene. Che piacere riascoltarvi, eh. Mi piace molto anche questa bella formazione in trio, complimenti. Diamo a Valeria, scusa, consegniamo il ricordo per dire grazie. Valeria Carboni, grazie. Vanni Masala, grazie. Andrea Pisu. Assessore Tacconi, vieni, vieni. Vieni Matteo, così chiedo anche una tua impressione e anche, insomma, il saluto dell'amministrazione comunale per questo appuntamento, 20° appuntamento, insomma, quindi ormai ben strutturato, devo dire. Questo festival si è perfettamente incarnato, inserito, stratificato nella comunità e oggi iniziamo con i suoni, domani è ancora festa e così via per 2 giorni. Intanto buonasera a tutti, porto il saluto anche della sindaca che oggi non è potuta essere presente. In ogni caso è un piacere ritrovarci qui anche quest'anno. Hai detto bene, il paese è un po' assorbito nel tempo il festival. Pierpaolo prima ha fatto una battuta e io la rintuzzo un pochino. A volte è difficile anche integrare situazioni che non rientrano, diciamo, nella nostra normalità o nel vivere normale, comune che ci ritroviamo tutti i giorni. Organizzare questo festival, lo sa bene il gruppo dei Nuraghi e lo sappiamo bene anche noi come amministrazione, non è semplice, comporta sempre delle difficoltà e forse quest'anno ne ha comportato anche qualcuna di più. Però grazie alla tenacia di chi comunque lavora per un anno intero per realizzare questa manifestazione siamo riusciti a ottenere il risultato e sono riusciti a ottenere il risultato e di questo non possiamo che esserne felici. La serata di oggi, le serate dei prossimi giorni vedono i gruppi ospiti, vedono i nostri gruppi e come ho detto all'inaugurazione qualche giorno fa, in realtà la cosa che mi ha colpito di più sono i visi dei ragazzi, i colori dei loro costumi. Sono qui per divertirsi e questa è una cosa bella, non è una cosa da tenere in secondo piano. I ragazzi si divertono e se si divertono loro si diverte anche il pubblico. Si divertono e allo stesso tempo tengono alta la bandiera della cultura, ognuno del proprio paese, ognuno del proprio contesto. Oggi si fa musica, domani si farà ballo. La musica è la radice in qualche modo della nostra cultura, uno degli aspetti più autentici e che si conservano più intatti nel tempo. Ovviamente ci sono le contaminazioni, ma questo può essere solo positivo, perché nel momento in cui noi riusciamo a distinguere ciò che è l'originalità della tradizione e farne anche qualcosa di nuovo, che non è un rivedere la tradizione, ma è proprio qualcosa di nuovo, anche lì abbiamo ottenuto un altro successo, perché stiamo conservando le nostre radici, ma allo stesso tempo le stiamo innovando. Quindi non penso di dover aggiungere molto altro, davvero ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per l'organizzazione di questo festival e auguro a tutti davvero di vivere un festival gioioso, felice e piacevole. Quindi grazie anche a te Ottavio ovviamente e quindi niente, auguro a tutti una buona serata e delle buone serate. Grazie Matteo, grazie infinite. Grazie infinite davvero. Adesso andiamo a Marsala, incontriamo una formazione strumentale particolarmente interessante proprio per il lavoro di ricerca che loro svolgono. È un lavoro che è iniziato molto tempo fa, alla fine degli anni '80, quindi è stato proprio Giuseppe Alfredo Coppola a fondare questo gruppo, questo centro di studi e di ricerche, insomma, di quel grande patrimonio musicale e culturale che la Sicilia nel corso della sua storia e cultura millenaria, insomma, ci ha portato, e quindi riguarda un po' un
quadro che si rifà proprio a quella tradizione che si è sviluppata in tutto un arco ottocentesco fino ai primissimi anni del secolo scorso, ma come dire, da quello si è partiti insomma per fare un recupero non soltanto delle sonorità e delle feste, ma anche di tutta una serie di pratiche rituali, di cui la Sicilia è una terra assai ricca per i canti epici, per tutti quei patrimoni del mondo femminile, ma anche per quanto riguarda i detti popolari, i proverbi, insomma ci porteranno in tutto questo mondo musicale della Sicilia, con uno sguardo attento, ripeto, alla tradizione, anche se ogni tanto, come dire, nel loro repertorio inseriscono anche alcune cose che fanno parte insomma della nuova canzone siciliana, di quella di rielaborazione. Penso a Rosa Balistreri, penso a tanti altri artisti che hanno avuto occasione, ma loro sono fedeli più alla tradizione, ma giustamente guardano con attenzione tutto lo sviluppo del mondo musicale di questa terra antica che è la Sicilia, e sarà molto interessante insomma seguire intanto per quanto riguarda l'aspetto strumentale, perché ci riporteranno insomma a tutti quegli strumenti musicali della tradizione siciliana che loro abitualmente insomma utilizzano nei concerti dal vivo, a partire da Marranzanu, che è uno strumento evidentemente diffuso ovunque, conosciuto ovunque, ma bumulu, friscarettu, tamburu, tamburieddu, insomma tutta una serie di sonorità che inseriti insieme ai canti popolari ci danno proprio tutto quel sapore antico di quella Sicilia capace di raccontare il proprio mondo con eleganza e nei diversi contesti, ripeto, da quello più popolare dei detti e dei proverbi fino alle serenate, ma anche al ballo aperto alle tarantelle, e poi uno spazio tutto dedicato a Marranzanu, che insomma è uno strumento identitario ormai della Sicilia, e poi chiuderanno con una sorta di come dire, piccolo esperimento per raccogliere sonorità di tutte quelle suonate per le danze popolari che la Sicilia insomma ha espresso nei secoli. Quindi con molto piacere i ricchi proprietari terrieri della zona di Marsala con i Burgisi di Marsala. Nella testa d'un maiale, tu ci mangi, tu ci sciali, nella testa d'un coniglio, e ti passa denti piglio. Di pilatello, di vino, e ti tieni lo stomaco contorno, un ciolo latino, con ignoranza di padrino. Non c'è festa né piscina, se c'è buono che un barrino. C'è la monaco d'appatia, e c'è solo padronia. C'è la monaca in casa, e c'è solo finge e passa. Di la casa di Gesù, a casa ne esce io. Aveva una buona vigna, apre pane, vino e ligna, lo primo e lo bene, cucina vicino te. Quando piove la mattina, figlia da rato e passimina, quando arriva lo giugnetto, con frumento sotto il letto, ma la luna di chinare, no, siccome io non chiamo, signora, io vedi, che la politica si muove dei siti, sti acqua nei mannati, siamo persi consumate. L'acqua di cielo sazia la terra, tutta piena di pietà, fino a scilla che mi posano in terra, io mi fa la carità. Nesci, nesci, filo soli, filo santo salvatore, e tu pugno di nocitti, reghiere vecchi vitti, nesci, nesci, filo soli, filo santo salvatore, e tu pugno di nocitti, reghiere vecchi vitti. E me la vuoi giotte? E tu pugno di nocitti,
arrivare pizziretti, ci desce vino sole per lo santo salvatore, tu pugno dei innocenzi, arrivare pizziretti, esce vino sole per lo santo salvatore, tu pugno dei innocenzi, arrivare pizziretti, ci desce vino sole per lo santo salvatore, tu pugno dei innocenzi, e arrivare pizziretti. Stasera mangi lo marranzano, se la sera vola e todo vino
streggerò stato e le mano lo sono di ora mattino ti ti voglio suonare ti voglio suonare sono io domani mattino sono lì lo marranzato passivamente per dopo dormire ma vitto passare notte di chiaro a chi che deve c'è sospiri, non te voglio suonare, non te voglio suonare, sono io domani mattino, sono io domani mattino, amore quanto deseo amore quanto è grande sto Castello.
Ciao. E questa era la proposta dei Burgisi di Marsala, grazie infinite. Pian piano siamo insomma arrivati a sfogliare un po' tutto l'album di questa prima serata e infatti chiudiamo con il gruppo che rappresenta un po' l'Europa centrale, sono i nostri vicini della Slovenia, quindi sarà un'altra occasione interessante per ascoltare le loro musiche. Il gruppo Kulturno Društvo che arriva praticamente dalla città di Menges, che è proprio molto vicino alla Lubiana. È molto bello perché questo gruppo si chiama Svoboda, che in realtà significa libertà, quindi libertà dell'espressione della propria cultura, e quindi questo è un percorso che è iniziato praticamente già da oltre 50 anni, perché nel 1973 quando si è formata questa associazione, e loro ovviamente come tutti i gruppi che sono presenti qui a Sesto hanno questa doppia anima e occasione, quella tutta strumentale ma poi ovviamente il gruppo delle danze, e c'è questo legame inscindibile. Però stasera insomma si concentreranno un pochino di più sull'aspetto delle danze per rappresentarci un quadro che va dal XIX al XX secolo, con tutte quelle influenze che insomma in quell'area dell'Europa evidentemente hanno lasciato delle tracce di volta in volta che hanno comunque arricchito il patrimonio musicale. Noi avremo modo di ascoltare praticamente una sorta di doppio quadro tutto strumentale insomma del patrimonio della regione della Slovenia. Saranno proprio due parti completamente differenti, perché la prima si rifà a quei richiami, a quegli echi, a quelle influenze dell'area della pianura pannonica, quindi siamo nella parte dell'est della Slovenia, quell'area che insomma incontra l'Ungheria e poi ovviamente in quell'area ci sono proprio delle danze che hanno tutta una serie di come dire, strutture ritmiche di tempi particolarmente complessi. Il secondo invece è un'influenza che arriva più dalla Germania, uno stile più alpino, e siamo nell'area nord insomma della Slovenia, e in questo caso i ritmi assumono ancora come dire, velocità, possibilità di manifestare virtuosismi musicali, insomma più complessità, che rappresentano un quadro piuttosto complesso del gruppo Svoboda che arriva da Menges e quindi che rappresenta l'area musicale della Slovenia.
Grazie ragazzi, e questa era la bella proposta della Slovenia. Grazie infinite, a domani con voi. Aspetta che ti consegniamo un piccolo ricordo per questa vostra partecipazione. Avete sentito quanta diversità di suoni, quanta ricchezza, quante differenti situazioni, e questa è solo l'anticipazione, perché stasera abbiamo vissuto la parte strumentale. Domani, come detto, tutto questo diventerà anche danze popolari, per cui è importante insomma l'appuntamento di domani. Il primo dei due è relativo evidentemente ai gruppi internazionali nella loro completezza. Grazie a tutti voi per la vostra presenza, fino all'ultimo momento avete sostenuto i nostri artisti. Grazie alla Regione Autonoma della Sardegna, al Comune di Sesto, alla Presidenza del Consiglio regionale, insomma a tutti coloro che hanno sostenuto questo appuntamento, e quindi l'appuntamento appunto si rinnova a domani sera
sera, sempre qui in questo luogo piacevolissimo per gli spettacoli, aspettando naturalmente il bel pubblico come sempre di Sestu, che come dire diventa attore principale in questo appuntamento. Grazie, a domani.